Buon pomeriggio e buon venerdì. A quest'ora solamente al venerdì trovate preview, ma considerato che siamo all'indomani della partita del Catania, che siamo alla vigilia di corner di questa sera, andiamo in onda con anteprima corner. Buon pomeriggio anche ad Alessandro Vagliesindi. Buon pomeriggio. E allora, cominciamo subito con i risultati della giornata di ieri, una giornata che ha dato comunque alcune indicazioni importanti a partire purtroppo dalla sconfitta del Catania. Questo equivale chiaramente, come lo stesso Toscano ha anche ammesso nella post gara, ad ammainare, diciamo, la bandiera per quanto riguarda il primo posto, e si continuerà per inseguire i play-off. Vediamo se siamo pronti a vedere i risultati. Eccoli qui: Casarone Siracusa 1-1, Giuliano Monopoli è finita 2-0, Latina Sorrento 2-0, Picerno e Atalanta Under 23 hanno pareggiato 1-1, l'Altamura ha regolato il Foggia per 1-0, il Benevento ha battuto il Catania 2-1, poi Casertana Salernitana è finita 1-0, un altro derby piuttosto acceso. Il Cerignola ha superato 4-2 il Trapani, un Trapani che è in crisi profondissima. Crotone Cavese 2-0 a Potenza. Il Cosenza è passato per 4-1. La classifica che viene fuori alla luce anche di questi risultati ci mostra come in testa ci sia il Benevento con 70 punti, più 10 sul Catania, che ha 7 lunghezze di vantaggio sul Cosenza, che ha 53, poi la Salernitana 51, Casertana 49, Casertana che è il prossimo avversario del Catania, Crotone 48, Cerignola 45, Monopoli 44, a 40 Casarano e Altamura. Poi Potenza 37, Atalanta Under 23 35, il Sorrento a 33, il Latina 32 punti, Cavese 31, stessi punti del Picerno, Trapani 28, Giuliano a 28 ancora, poi il Foggia a 22, chiude il Siracusa a 21, un Siracusa che sta cercando in qualche modo di reagire sul campo a quelle che sono poi le grosse difficoltà finanziarie del club, ma purtroppo per il Siracusa, così come per il Trapani, è arrivato un altro deferimento, un deferimento che potrebbe portare nel caso del Siracusa a nuova penalizzazione, per quanto riguarda il Trapani addirittura all'eventuale esclusione dal campionato. Allora Alessandro, noi però adesso in questo segmento di trasmissione ci occupiamo del Catania, un Catania che non è riuscito in quella che era la missione, non dico impossibile, però la missione importante, delicata, di fare punti sul campo del Benevento. Era un fatto abbastanza prevedibile per quello che è stato fino ad oggi il rendimento esterno del Catania. Nelle ultime 7 trasferte il Catania ha conquistato 7 punti, un punto a partita di media che fa assolutamente a cazzotti con quelle che erano le ambizioni dichiarate, cioè del primo posto, il raggiungimento della promozione diretta. Ed è una costante che accompagna il Catania in questa stagione, che in 15 trasferte ha vinto soltanto 4 volte. Con questi numeri non si può andare verso questo obiettivo, questo tipo di obiettivo. La partita di ieri ha confermato che il Catania comunque nei 90 minuti non ha mai dimostrato, non ieri ma in generale, la forza per vincere in trasferta, vincere bene, accompagnando risultato e prestazione. Abbiamo visto dei buoni sprazzi di manovra, ma quello che è evidente è che è una squadra che realizza pochissimo in trasferta e che secondo me ieri ha giocato, diciamo, con un palleggio in qualche frangente superiore al Benevento, perché questo era il piano tattico del Benevento. Benevento, che aveva prima della partita di ieri 7 punti di vantaggio sul Catania, ha fatto la partita che il Catania avrebbe fatto a parti invertite. Certo. Quindi sì, piacevole per alcuni frangenti, ripeto, il gioco del Catania, ma sempre poco produttivo. Catania che non ha ancora maturato il passaggio a un attacco a 2 punte e quindi è ovvio che se non hai dei riferimenti offensivi ben precisi
poi le avversarie ti prendono le misure e quindi non raggiungi l'obiettivo che ieri era uno solo, cioè la vittoria. Non sempre, diciamo, la giocata dei singoli può No. risolvere diciamo, No. il problema. Noi abbiamo visto una squadra, il Benevento, che pur con quel vantaggio prima della partita ha messo in campo Salvemini e Tuminello insieme, più la Mesta, più Della Morte, quindi una squadra che comunque, seppur con un atteggiamento tattico diciamo più controllato, non ha rinunziato a priori alla possibilità di far male al Catania. Quindi questo purtroppo ormai è un dato incontrovertibile che ha accompagnato tutto il campionato del Catania in trasferta, con l'aggravante, Angelo, possiamo aprire velocemente una parentesi, di un divieto di trasferta che è a tutti gli effetti una sconfitta per il calcio, per come è stata gestita questa problematica. Gente che ha speso 300 euro fra biglietto aereo, noleggio auto e che li ha persi, sostanzialmente delle spese non rimborsabili, per effetto di una gestione della prevendita, della appunto, possibilità di far accedere i tifosi del Catania al settore ospiti, gestita molto male, e qualcuno insomma ancora ci deve dare delle spiegazioni su questa gestione scellerata. Magari ne parleremo stasera in maniera più approfondita durante Corner, ma è evidente che se vengono presi determinati provvedimenti, ci saranno state delle motivazioni importanti da questo punto di vista. Il quadro delle partite del turno si conosce da inizio stagione. Non credo che bisogna arrivare a 36 ore dalla partita Benevento-Catania per chiudere il settore ospiti. Che ci fossero possibili incroci. Non è stato chiuso in realtà il settore ospiti? Solo per i non residenti in Sicilia è stato aperto, però dico che ci fossero delle potenziali criticità per effetto degli incroci con tifoserie di Cavese e Cosenza, dico, è un fatto noto da quando sono stati stilati i calendari. Quindi o non apri la prevendita, che è la cosa eventualmente più logica, o se la apri non puoi a 36 ore alla partita vietare la trasferta ai tifosi del Catania residenti in Sicilia. Chiudiamo il capitolo partita sentendo le parole di Toscano, sono appena una trentina di secondi, ma testimoniano quello che è l'umore proprio dell'allenatore. Dobbiamo continuare a crescere e a migliorare le cose che dobbiamo migliorare, che magari non ci hanno permesso di accorciare la classifica sul Benevento, e arrivare nelle migliori condizioni mentali e fisiche al momento cruciale del campionato, che saranno i playoff. Dal punto di vista della cattiveria e della determinazione, quando c'è da determinare, in quelle situazioni in molte partite non siamo stati bravi, a volte siamo stati sfortunati, in quello dobbiamo crescere. Allora, Toscano ha accettato insomma, la sconfitta, ha messo la resa, soltanto il Benevento può perdere questo campionato. Più 10 a 8 partite dalla fine, mi pare insomma, che è complicato poter pensare in maniera diversa, però è innegabile che questo dato del miglioramento viene fuori a ogni post partita. E siamo alla 30ª giornata. Insomma, allora dire che questa squadra non è cresciuta a sufficienza rispetto a quelle che sono le indicazioni del direttore tecnico di questa squadra che è Toscano, o altrimenti c'è forse qualche altro motivo? Beh Angelo, la sensazione che si ha è che lo straordinario rendimento interno del Catania ha coperto un po' questa polvere che via via si è andata a infilare sotto il tappeto. Perché il rendimento esterno del Catania è sempre stato costante in negativo in tutta la stagione. Una squadra, ripeto, che nelle ultime 7 trasferte fa 7 punti, può ambire massimo a un piazzamento playoff, non certamente al primo posto. Quindi questa crescita da che cosa dipende? Dipende da un discorso caratteriale, mentale, ma queste sono circostanze che allena l'allenatore, oppure da un atteggiamento tattico forse non sufficientemente adeguato alla potenzialità offensiva che ha questa squadra, che ancora oggi non abbiamo visto nella sua massima espressione. Se la linea è quella di giocare con una punta e 2 mezze punte,
E se in tutto questo arco di campionato il Catania, ripeto, in trasferta ha fatto queste prestazioni e questi risultati assolutamente negativi, non all'altezza delle aspettative, è evidente che ci può essere anche una soluzione tattica che però ad oggi non abbiamo vista messa in pratica. Vediamo anche, e facciamo riferimento sempre alla partita di ieri, Alessandro, il top del match. Sì, abbiamo premiato come top del match Gabriel Lunetta, poi ovviamente per quello che è il migliore della partita rimandiamo a stasera a corner, perché anche se in una posizione non esattamente congeniale alle sue caratteristiche, ha avuto il merito di sbloccare il risultato, di farsi trovare pronto all'appuntamento col cross dalla sinistra, a conferma che comunque questo è il giocatore, a mio avviso, che per rendimento nell'arco di tutto il campionato può essere eletto come il migliore in assoluto del Catania fino a questo momento. Nei dati che vedete sulla sinistra spicca appunto quello relativo ai gol, 9 in 28 presenze, e assist che sono ben 5. Il suo contratto scade il 30 giugno 2027, e poi a destra la curiosità statistica che già oggi ha ampiamente superato il record di 6 realizzazioni stagionali che aveva stabilito lo scorso anno in maglia rossaazzurra, quindi già 9 gol rispetto ai 6 dell'anno scorso. Allora Alessandro, ci fermiamo qui per il momento per quanto riguarda il Catania, stasera avremo modo di analizzare più a fondo. Sì. Volevo solo darti un'indicazione, sì. In proiezione e rientro diciamo a pieno titolo di Emanuele Cicerelli. La domanda più ricorrente che in questi giorni si è portata avanti è chi dovrebbe lasciare il posto in lista a Cicerelli. Insomma, la scelta, a meno di clamorose sorprese, ricadrà su Alessandro Raimo, quindi Raimo uscirà dalla lista per far posto a Cicerelli, che dovrebbe tornare in campo per la trasferta di Altamura, quindi fra 10 giorni. Bene, grazie Alessandro, Grazie buon lavoro, voi. ci rivediamo più tardi con Corner, adesso breve sosta e poi i nostri collegamenti, andremo prima a Palermo, poi a Trapani e poi a Siracusa. Eccoci di nuovo in studio. Allora, come annunciato, adesso è il momento di andare a Palermo, Serie B con Marco Gullà. Buon pomeriggio anche a te, Marco. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Angelo. Sì, il Palermo si è ripreso quello che in qualche modo aveva perso nella partita la scorsa settimana sul campo del Pescara. Ha vinto, forse ha sofferto un po' troppo, diciamo nella parte finale del match, però ha confermato che in casa mantiene un ritmo elevatissimo. Assolutamente Angelo, se è complicata poi lui stesso la partita, perché la vita anche ha mandato insomma tanti tifosi probabilmente anche a fare un controllo il giorno dopo di salute, perché comunque il Palermo aveva totalmente in mano la gara, vantaggio di 2-0 col Mantova, addirittura l'uomo in più. Poi nella ripresa il tecnico Inzaghi ha sostituito Ranocchia, che in questo momento è un giocatore assolutamente fondamentale per lo scacchiere poi tattico della squadra. Ha sostituito Ranocchia con Blen. Blen l'ha combinata grossa, non solo si è fatto buttare fuori dopo appunto il suo ingresso in campo, dopo 20 minuti dal suo ingresso in campo, ma ha poi dato, insomma, dalla sua espulsione, propiziato il calcio di rigore che ha permesso al Mantova di ritornare in auge, di ritornare in partita, e da lì poi è nata un'altra partita, è nata un'altra gara. Il Mantova ci ha provato fino alla fine, addirittura proprio al sussulto finale, prima del triplice fischio, ha avuto la grande occasione del pareggiare, una grande parata di Ioron, era stato segnalato un fuorigioco, ma poi abbiamo visto che se ci fosse stato il gol, probabilmente con il VAR sarebbe stato anche convalidato. Quindi Palermo se l'è vista brutta, alla fine comunque ha conquistato 3 punti che sono fondamentali, intanto perché comunque mantengono viva la speranza di poter ancora sperare nella promozione diretta. Possiamo vedere la classifica, Marco, vediamo sì, la classifica, così magari abbiamo un'idea
di quello di cui tu stai parlando. 54 il Palermo, secondo posto è a +6 e quindi il Frosinone terzo è a 1 punto. Sì, la classifica non è male e soprattutto diciamo anche che un po' ripercorriamo quello che ha detto Inzaghi. Probabilmente qualche anno fa, 1 anno fa o 2 anni fa, il Palermo sarebbe almeno secondo con questi punti e invece adesso si ritrova quarto. È pur vero che 6 punti sono, insomma, non è una distanza così siderale, però il Palermo non può permettersi altri passi falsi perché un altro pareggio o un'altra sconfitta comprometterebbe probabilmente anche definitivamente il cammino verso la promozione diretta. Quindi la prossima partita di Carrara e poi quella successiva contro il Monza divengono fondamentali. Però tu facevi un'ottima radiografia anche del momento del Palermo, appunto dicendo che la squadra ha un ruolino in casa, sarebbe seconda in classifica se tutte le partite si giocassero in casa, mentre fuori casa il Palermo ha ottenuto soltanto 18 punti e sono pochini per una squadra che deve ambire appunto in Serie A dal portone principale. Quindi deve certamente migliorare questo trend in trasferta e queste 2 partite che arriveranno, Canarese domenica e Monza poi successivamente, sono certamente 2 test abbastanza importanti per farci capire davvero cosa vorrà fare il Palermo da grande. Vediamo l'intervista, insomma la battuta di Inzaghi e poi vorrei fare delle considerazioni sulla classifica in questo momento del Palermo. Secondo me ha reagito molto bene alla partita di Pescara, era partita forte, aggressiva, meritava anche più gol. Speravo facessimo il terzo perché insomma so com'è il calcio e anche se insomma non pensavo si potesse riaprire una gara del genere, è successo e se insomma in una vittoria questo ci può servire di ulteriore lezione che le partite non sono mai finite. In Serie B sono 2 partite complicate, sappiamo le difficoltà della gara, ma insomma poi io penso che abbiamo visto ormai dopo tante partite che è tutto nelle nostre mani, per cui adesso cercheremo di recuperare un po' di energia, capiremo se c'è bisogno di cambiare qualche giocatore, poi cercheremo di andare a vincere a Carrara e ridare continuità a questa vittoria. E allora sentiamo, abbiamo visto Inzaghi, ci fermiamo qui, quello che volevo fare con te è una considerazione sulla classifica, perché lì davanti a 60 punti ci sono 2 squadre che arrivano diciamo dalla massima categoria, cioè la retrocessione dalla massima categoria in Serie B, il Monza e il Venezia guidano diciamo, la testa della Serie B. Poi c'è il Frosinone, che è una squadra che fa avanti e indietro tra Serie A e Serie B con una certa frequenza. Alle spalle del Palermo, Catanzaro è staccato, il Modena ancora di più, la Juve Stabia ancora di più, il Cesena ancora di più. Quindi diciamo che se facciamo un'analisi per quello che potrebbero essere i playoff, il Palermo, stiamo parlando in linea teorica, non dovrebbe avere grossi problemi se non con il Frosinone. Sì, hai fatto un'ottima disamina. Il problema è un altro, Angelo, che comunque quando ci sono i playoff sappiamo benissimo che qualsiasi risultato è possibile e quindi magari parti anche da favorito, se arrivi quarto, arrivi terzo. Certo, arrivare terzo sarebbe ancora un risultato migliore rispetto al quarto posto perché avresti anche il vantaggio di giocare la finale, la possibile finale in casa, però sappiamo bene che poi ogni partita è un'altra fase di stagione, ci possono essere dei giocatori che magari non sono al top come lo sono adesso, ci possono essere gli infortuni, le squalifiche, c'è di tutto, quindi è possibile che Palermo a quel punto non ci vuole arrivare, intanto vuole giocarsela fino alla fine, ha le potenzialità comunque per farlo, ancora la distanza non è poi così proibitiva. L'unica cosa che ovviamente fa che Monza e Venezia taglieranno il traguardo per prima di tutti è che comunque queste 2 squadre se pareggiano, anche se fanno un passo falso magari in una gara, poi successivamente inanellano 3, 4, 5 risultati, 5 vittorie consecutive, quindi non sono squadre che si arrestano, magari vanno in crisi anche psicologica. Sono squadre che sono attrezzate per tornare in Serie A, hanno l'ossatura della squadra da Serie A, sia il Monza che il Venezia, e quindi ovviamente sono le strafavorite. Palermo deve mantenere
questo trend in casa, deve migliorare in trasferta e poi soprattutto, ultimo elemento, se vuole davvero impossessarsi queste chiavi della promozione diretta, deve vincere gli scontri diretti e li deve vincere fuori casa, perché tutti e tre gli scontri diretti saranno fuori casa, contro il Venezia, prima contro il Monza, poi contro il Frosinone e poi a maggio contro il Venezia, quindi 3 gare da giocare fuori dalle mura amiche e soprattutto 3 gare che il Palermo a questo punto deve vincere. Bene, grazie a Marco Goulart. Noi ci ritroviamo con anteprima corner martedì della prossima settimana, in considerazione del fatto che lunedì il Catania giocherà in posticipo al Massimino contro la Casertana. Grazie Marco, buon lavoro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ci risentiamo e ci rivediamo. Dunque ci fermiamo ancora, breve sosta e poi ancora Lega Pro con Trapani e Siracusa. Torniamo ad occuparci di Serie C e lo facciamo con i collegamenti che ci portano a Trapani con Franco Cammarasana. Buon pomeriggio Franco. Buon pomeriggio Angelo. E buon pomeriggio anche al nostro Marco Pedrolito invece a Siracusa. Buon pomeriggio. Allora, due squadre, grazie, due squadre che vivono una situazione molto simile, abbiamo detto più volte, però mentre il Siracusa, nonostante le difficoltà, ancora sul campo dà segni di reazione, il Trapani, almeno per quanto riguarda i risultati delle ultime settimane, ha un po' mollato, perché forse probabilmente lo spauracchio di lunedì prossimo del 9 di marzo nella testa dei giocatori in qualche modo è entrato questa data. Franco, cosa ci dici? Anche contro l'Audace Cerignola è arrivata una sconfitta un po' strana e anche abbastanza larga. Sì. Fra l'altro, come ha ammesso lo stesso Aronica a fine partita, la squadra nel primo tempo praticamente non c'è stata, nel senso non c'è stata sul piano della concentrazione oltre che sul piano del gioco. Addirittura i 3 gol sono venuti da i 3 gol del primo tempo sono arrivati da 3 distrazioni della squadra. Proprio, ecco, vedete, il primo, fra l'altro realizzato al 10° da Zach Ruggero, che è un giocatore in prestito dal Trapani. Addirittura un minuto prima il Trapani aveva avuto occasione di portarsi in vantaggio con Battimelli, il tiro ribattuto in angolo, sulla ribattuta va via in contropiede il Cerignola e fa gol. Altre 2 disattenzioni sempre nel primo tempo e poi la partita nel secondo tempo ha avuto uno sviluppo diverso, ha visto un Trapani finalmente concentrato, poteva riaprire la partita, è andato a riposo sul 3-1 con un rigore di Celeghin, poi appena iniziato il secondo tempo ancora Battimelli un'altra occasione mancata e poi ha subito il quarto gol. Poi, ripeto, a tempo ormai quasi scaduto, c'è stato il secondo gol del Trapani con Vasquez, ma quando la partita era del tutto compromessa ormai. Purtroppo sono 6 sconfitte nelle ultime 7 partite e questo porta il Trapani in una situazione davvero da ultima spiaggia, perché continuando così la retrocessione, se non ci sarà l'esclusione, è davvero a un tiro di schioppo. Franco, io volevo su questo fare delle considerazioni con te, perché è arrivato il terzo deferimento. Il terzo deferimento è davvero più che una spada di Damocle praticamente sulla testa del club, perché nella giornata di lunedì potrebbe anche essere sancita l'esclusione del Trapani dal campionato e sarebbe davvero sarebbe un peccato, no? Una delle ipotesi sicuramente. Questo nuovo deferimento in realtà riguarda le scadenze del 16 febbraio, però fanno riferimento al mancato pagamento di IRPEF e INPS relativa alle mensilità di agosto e settembre 2025, per le quali il Trapani ha avuto la sospensione del decreto di pagamento da parte della commissione tributaria. In più però da aggiungere
il pagamento degli ultimi stipendi e delle ultime ritenute degli ultimi mesi sono stati sì effettuati, però su conti correnti diversi da quello dedicato per quanto riguarda il versamento di questi emolumenti, di questi contributi, che è un conto corrente dedicato da parte della Lega per questo tipo di operazioni. Ripeto, questo deferimento sommato agli altri precedenti, bisogna vedere poi lunedì il Tribunale federale cosa deciderà. Sicuramente è un momento davvero difficile per il Trapani. Il presidente Antonini all'indomani di questo ulteriore deferimento ha escluso una possibile esclusione del Trapani dal campionato. Non so se ha ragione, sinceramente, lì bisognerebbe vedere bene le carte, però il fatto della recidività e il fatto che, ripeto, anche gli ultimi versamenti non sono stati effettuati secondo i canoni prescritti dalla Lega, questo comporterà sicuramente una ulteriore penalizzazione da parte della squadra, ripeto, se non l'esclusione addirittura dal campionato. Lo sapremo chiaramente lunedì. Grazie Franco, allora ci aggiornerai, ci farai sapere nei nostri telegiornali ovviamente quello che succede in casa Trapani, e anche per te l'appuntamento per martedì della prossima settimana con Anteprima Corner, quando ormai la decisione sarà stata presa in un senso oppure nell'altro. Grazie comunque a Franco, e da Trapani andiamo a Siracusa con Marco Petrolito. Grazie. Allora Marco, casa Trapani c'è questa spada di Damocle che riguarda addirittura l'esclusione dal campionato. Lì a Siracusa è certa un'altra penalizzazione, bisognerà quantificare il quantum, però tra 2 e 6 punti sicuramente si aggiungeranno ai 6 che sono già stati combinati, e per il Siracusa, che vive questa speranza di poter magari riagganciare la zona play-out, sarebbe davvero un colpo davvero durissimo da poter assorbire. Sì Angelo, ben ritrovati qui da Siracusa, squadra azzurra che non intende mollare, dicevi bene, sul campo ha dato seguito alla bella prova fornita nei giorni scorsi con la Casertana, grazie ad una prestazione di grande intensità che l'ha vista recuperare il provvisorio svantaggio in virtù della rete, la seconda stagionale realizzata da Puzzone, e giocarsela a viso aperto anche con il Casarano, sfidando per 2 volte il colpaccio nel finale con Valente e Marafini. Questo è un segnale forte, al di là delle difficoltà, perché comunque ecco, senza considerare il differimento di ieri legato alle scadenze non rispettate anche qui del 16 febbraio, la squadra dimostra di essere più che mai compatta, continua a credere in quello che sarebbe un miracolo. La salvezza è un obiettivo difficile, ma venderà cara la pelle, ecco, fino all'ultima giornata. Comunque vada, ecco, al di fuori del rettangolo di gioco, con le ormai note problematiche di natura societaria che inevitabilmente, come dicevi, porteranno ad una penalizzazione che va da 2 fino a 6 punti. Ecco, se venisse considerata anche la recidività, i punti sarebbero proprio 6 e quindi l'impresa diventerebbe difficilissima. Tornando alla partita di ieri, ecco, nonostante le assenze in terra pugliese, gli azzurri hanno fatto un buonissimo primo tempo, hanno sfiorato in più occasioni il gol del vantaggio, sono stati beffati nella ripresa da Cervone in quello che è stato il primo vero tiro in porta da parte degli avversari, ma la reazione ancora una volta è stata veemente, quella di una squadra viva che grazie alla tenacia e al gioco in partite sue da Marco Durati è riuscita a chiudere in crescendo, lasciando comunque accesa una piccola fiammella anche, diciamo, in chiave play-out, perché questo è l'obiettivo, diciamo, più possibile e vicino per la squadra redosea. Certo è che per poter sperare bisogna continuare a far punti fino alla fine. Domenica, lo ricordiamo, al De Simone ci sarà un'altra gara importantissima, un avversario sulla carta non difficilissima, pur sempre uno scontro diretto e molto temibile con il Giuliano, che staziona anch'essa in piena zona play-out, reduce tra l'altro la vittoria con Monopoli, dunque ecco una gara da prendere con le pinze, che sicuramente bisognerà affrontare nel giusto verso. Ecco, per l'occasione ci sono i biglietti a metà prezzo in vari settori del De Simone, i Leoni, ecco, portiamoci anche alla partita di domenica, sperano di poter riavere a disposizione Zanini e Di Gesù, che a Casarano sono rimasti fuori per un attacco influenzale. Il discorso è ben diverso invece per quanto riguarda Di Paolo e Cancellieri, che sono ancora out, anche se per quest'ultimo si va verso la convocazione. Ecco, il terzino sinistro non è ancora al meglio e potrebbe partire dalla panchina. Infine un accenno su Frisen, che difficilmente verrà convocato perché ha lasciato il campo anzitempo a Casarano per un problema muscolare, dunque ecco, formazione che soprattutto nel reparto della mediana e in attacco è ancora in alto mare, ci sono diversi dubbi che Turati chiarirà, insomma, dopo la rifinitura di domani.
Grazie Marco per il tuo intervento. Torneremo a sentirti in questa trasmissione, dunque in anteprima corner, martedì anche con te alle 14:30. Noi ci fermiamo qui. Vi aspetto alle 20:45 per approfondire i temi che riguardano il Catania. Non solo parleremo della partita di ieri, ma parleremo tanto ormai della prospettiva playoff. Sarà un'analisi anche con il supporto grafico per capire quali squadre insomma arrivano a questo finale di campionato e con quali condizioni anche fisiche, come stanno andando. Insomma, faremo una valutazione anche parallela con gli altri gironi, anche in qualche modo con loro. In ogni caso 20:45 su Telecolor ci ritroviamo con Korn. L'augurio a tutti voi di un buon pomeriggio. Vi lascio adesso ai programmi della rete.